Buonasera, benchiatas a Novis. Incidente mortale queste mattine di Lung de Ferrada in comune di Vildivar. Ieri in las 11 anche un golf ribande strade che colleghe Frofean a ex strade provinciale 95 si è squintrato contro un camion chiariato di bastons di Fier. Il conducente Volkswagen, un uomo di 84 anni, residente a Lignan, alle morte sul colpo. Di banti soccorsi dai sanitari dal centro di Givot, arrivati anche quelli di soccorso regionale ed sguardi dal FUC di Udin e Tisane. Causis e dinamiche dall'incidente sono comuota mesas dai carabinieri di Tisane, inevitabili i discomuzi di lunghe de arterie, già teatri di tanti incidenti. Il grande scrittore intellettuale di lingue slovene di Trieste, Boris Pahor, è morto a età di 120 anni. Nascuto a Trieste nel 1913, Pahor è ritenuto il scrittore sloveno più importante con cittadinanza italiana e uno dei sbossi più significativi delle tragedie di deportazione in tai lager nazisti, contate in necropoli, ma anche delle discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste di lung dal regime fascista. L'intellettuale, testimoni delle tragedie del Novecento, ha scritto una trentina di libri svoltati in decenni di lenghis. 2 anni sin da ora ha avuto a Trieste i titoli di Cavalier di Gran Croce dall'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e che il sloveno dall'Ordine per meriti eccezionali smas dai precedenti repubbliche Mattarella e Borut Pahor. Mattinate di discomuz per gli studenti e per le famose regioni per la sciopero nazionale delle scuole. Tanti studenti che stamattina non sono arrivati a entrare in classe, dalle scuole di infanzia fino ai superiori. Altri hanno cominciato regolarmente le lezioni, schietansi dopo la fuga dall'istituto, perché non ieri gli insegnanti tesori dopo. Questa l'ha costretta tanti genitori a correre ai ripars, recuperanti i fissi delle scuole. I sindacati organizzano un sit-in des 11 davanti alle prefetture di Udin e domandano una modificazione sostanziale dal decreto dal governo sulla scuola, più risorse per il contratto e classi smancano numerosi. Sulla base dei primi stimi dei sindacati, al Varese aderita al sciopero del 50% dal personale. Il benestare sociale, dunque la riorganizzazione aziendale delle forme dal lavoro, risulta in un investimento strategico per il Paese, perché vuole ripartire dal sicuro su investimenti dal PNR, ma lo può fare con il coinvolgimento di tutti e di tutti, a partire in particolare dal lavoro femminile di che dai giovani. Lo ha affermato la ministra per pari opportunità alla famiglia Elena Bonetti, vuole a Trieste, a margine di un incontro promovuti generali sul tema dal benestare sociale aziendale e delle misure metodiche in chiam dal governo nazionale e regionale per natalità e la conciliazione vore famiglie. Al glotto Norloi è ben salvate da equipe mediche e infermieristiche del strutture di gastroenterologia dell'ospedale di Udine. Alle succedute ieri, lo dieta alle state strada stomi dal paziente, un uomo di 52 anni, evitando complicazioni, le adis al passaggio dal tratto di gestif. A Udine intervenì su 30-35 l'anno e a sclarire la direttore delle strutture di gastroenterologia di Cheschie, 10 o 15 riguardano i frutti, intanto che per il resto sono persone adulti. Il 70% sono in gestione accidentale, il 30% volontari che riguardano pazienti con problemi psichiatrici, detenuti o corrieri di droghe. Il PNRR è un'opportunità, ma non per tutti. Primo ricorso al TAR dal Lazio, de bande di comuni dal Friuli, Vignesi e Giulie. Cloud e Voleson si sono direcati al Tribunale amministrativo per difendere la domanda sui piccoli Borgs. Andi Fevele, il Shindik Marcus Marmair. Il comune di Cloud e il comune di Voleson d'Arsing sono i primi due enti locali della nostra regione che fanno una domanda di ricorso contro il Stato nazionale per questioni legate al PNRR. I vi partecipati insieme ai due comuni per domandare di il contributo per ciò che riguarda i piccoli Borgs. Una domanda che è stata lunga e articolata, con oltre 2 mesi di lavoro tutti insieme e con tantissime proposte che vorrei che fossero valutate. Ecco, il governo nazionale, tramite il Ministero della Cultura, ha escluso perché secondo loro avanza una delibera, una certuta che potrebbe essere messa a disposizione basta con la buona volontà.
e vin fatte le nostre dimostranze, si hanno detto che si voleva partecipare e avevano da fare ricorso al TAR. E allora, piuttosto di subire l'arroganza di chi sul modo di robi, si viene deciso di farlo questo ricorso. E domani avremo l'udienza e speriamo di avere soddisfazione di poter essere riammettuti, perché a noi aiuta che fra due istituzioni, quali che sono il Stato nazionale e un comune, a prevale l'idea della burocrazia e non che di valutare le idee che vengono proposte. E gli state varate questa mattina in plans di Fincantieri la prima nave del Flotte Explora Journey New Brand dal gruppo MSC. La nave entrerà in servizi ai fin di mai dal 2023 e ha le prime di 4 per un investimento di più di 2 miliardi di euro. Le SNAF saranno caratterizzate di soluzioni ambientali, avanguardie e di un disegno innovativo. La seconda nave è stata già impostata il mese passato in dai cantieri di Castellammare di Stabia di Fincantieri e sarà consegnata in tal 2024. 65 avvenimenti e più di 100 protagonisti che sono i numeri dell'edizione dei Notti delle Torsi in programma a Udin dai 10 ai 12 di giugno con una importante pagine dedicate a Gorizia. Ho sentito Martina Del Piccolo, direttore artistico dell'avvenimento. Una grande festa che a partito che stanno dall'Agora, che io non ne parlo ovviamente, che va dal Mont Grec, alle Transalpine, che è le place di Gorizia, che unisce il calere di Vidut, Timfai, allora le vinchiappate proprio come place di incontri tra le culture, e dopo so dal CIR di Piazza Libertà, che invece ha il cur proprio di Kiss Festival. E allora ho pensato di dividere queste nostre citate in 20 Agora Placis, che saranno proprio look da che o fasarin incontri di culture o fevelarin d'Europa, dai confini, di ciò che sta succedendo in Ucraina, ma saranno anche una feste dai piccoli ai grandi, di letture, con le cacci al tesoro, con tanti incontri che vedono le partecipazioni di librerie, di biblioteche e sarà le bellezze di 65 eventi. E dopo saranno passeggiati, mostri, sospettando dal 10 al 12 di giugno. Mi raccomando, ci attesa il programma su www.legnodeiletors.com, l'hai dite per furlan. Le assemblee di SDAG, Stazione Sdoganale Autoportuale di Gorizia, ha approvato il bilancio dal 2021 e la modificazione dello dietro statutario, ufficializzando la qualifica di interparte. L'anno passato è stata rilevata una crescita e soprattutto per l'agroalimentare, le aree di fermate per i miei spesanze, che si giunti in news prodiesi in fase di realizzazione, in particolare per intermodalità, con intensificate sinergie con Adriafer. Il 2021 ha registrato alla ferma l'amministratore unico di SDAG, Giuliano Grendene, una in crescita in teatro agroalimentare con un aumento di movimentazione dal 2% a pete dal 2020 e un aumento dal fatturato dal comparto logistic dal 6%. Per lo signor tale tutte, Gnovi saltorne. Domani sempre a Snuvan col vince e sozzere. Mandi e buone serate.